Siamo in compagnia del sindaco di Laconi in occasione della giornata dedicata a Sant'Antonio. Come è andata la giornata? È andata, direi, oltre ogni previsione. C'è stata veramente una partecipazione di tutta la popolazione, di tantissimi emigrati che sono rientrati per questa festa che è molto sentita tra i laconesi nel mondo, e poi, come potete vedere, una straordinaria partecipazione di turisti. Questo grazie all'iniziativa che abbiamo assunto sia come parrocchia, come Pro Rocco e come comune, con la collaborazione delle altre associazioni e di tutti i cittadini, per far sì che tutto fosse organizzato nel miglior modo possibile per accogliere i visitatori. Quest'anno poi abbiamo avuto una sorpresa straordinaria. Dopo tanti decenni il falò centrale, questo di Sant'Antonio, ha un numero e una grandezza di ogni singolo tronco secco che è impressionante, che non si ricordava da oltre 20 anni. In più ci sono altri 6 o 7 falò sia nelle borgate sia nei vari rioni del paese, dove ci sono 100, 200, 300 persone che organizzano attorno a questi falò la cena stanotte e anche il dopo cena con canti e balli. Qui avete visto c'è una festa intanto molto sentita dal punto di vista religioso, perché per quello che rappresenta Sant'Antonio qui nel nostro paese, ma anche nel culto della Sardegna. Ecco, noi siamo la terra di Sant'Ignazio da Laconi, però sicuramente l'altra festa invernale di maggiore importanza, oltre a quella straordinariamente importante di Sant'Ignazio, è questa di Sant'Antonio del Suvogo, diciamo, qui a Laconi, del fuoco. Va benissimo, allora è una festa riuscita e all'anno prossimo sempre per Sant'Antonio. Sì, grazie, vi diamo questo appuntamento perché dobbiamo anche sottolineare, senza voler fare del campanilismo inutile, che veramente questa è tra le principali feste di Sant'Antonio su Fuoco in Sardegna, rimasta per tradizione e per partecipazione. Avete visto la maschera di Laconi su Gorongiaio, avete visto qui che si stanno offrendo i prodotti tipici della nostra zona, in particolare le salsicce arrosto con l'aceto tipiche di Laconi, ma anche il tradizionale paniesava e il vino di Laconi che è ottimo. Invitiamo tutti a partecipare il prossimo anno, sicuramente faremo possibilmente anche meglio di quest'anno. Va bene, grazie.